return of the space cowboy into planetary goodbye song. Say the space of Chiba, oh you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. This is the return of the space cowboy into planetary goodbye song. Rachele Mussolini, benvenuta a Ci vediamo a Via Veneto. Grazie a te. Grazie mille per questa partecipazione. Come ben sai, sono due chiacchierate tra donne, in questo caso. Consigliere comunale a Roma, quindi un grande impegno. Non dico altro, dovrei dire, però insomma, vicepresidente della commissione trasparenza, controllo, eccetera. Trasparenza, controllo, in che stato si trova a Roma? Allora, la trasparenza e il palazzo di vetro, di cristallo doveva essere quello promesso dal Movimento 5 Stelle, il famoso vento del cambiamento, il libro dei sogni come lo chiamo io, il programma del Movimento 5 Stelle per Roma. E purtroppo poi chiaramente quando ti trovi a passare dagli slogan al governo di una città come Roma, le cose cambiano, perché io ho sempre dichiarato fin dall'inizio con grande onestà intellettuale che chiunque avrebbe avuto grossissime difficoltà, perché comunque Roma già versava sicuramente in una situazione critica. Loro hanno davvero dato proprio il colpo di grazia, perché io credo che chi abita a Roma, ma anche i turisti che continuano nonostante tutto a venire nella nostra meravigliosa città, perché Roma credo sia davvero la città più bella del mondo e meriterebbe altro. Ormai sono 4 anni, quindi io credo che sia finito il tempo di dire è colpa di chi c'era prima. Io credo che sia il caso di prendersi delle responsabilità. Però lei questo che dice, no? Virginia Raggi, insomma, dice tutto addosso a me, no? È tutto una addosso... via Veneto, ti interrompo, una via Veneto ad esempio, non lo so, è una delle strade, forse la strada più famosa al mondo, che ancora continua ad accogliere migliaia di turisti, ma turisti di un certo livello, capi di Stato. Assolutamente. Infatti, allora, Via Veneto, soprattutto poi venendo e vedendola di sabato, che dovrebbe essere, diciamo, la giornata dove magari, ecco, anche chi viene dalla periferia viene a fare una passeggiata, piuttosto che poi i tanti turisti. Certo. Sicuramente non è la Via Veneto che poteva essere, ma anche semplicemente veramente 20-30 anni fa. Io mi ricordo quando feci la mia festa dei 18 anni, tra l'altro la feci proprio in un locale, in una traversa qua di Via Veneto. Era un'altra area e diciamo erano altri tempi, e dispiace vedere una via così importante, così elegante, la via della dolce vita, comunque spenta, ecco, questa è la parola giusta. Lo stesso Barillari, qui c'è un museo di Rino Barillari, esatto. Insomma, ma è la città proprio in generale, che è una città spenta, è una città piena di problemi, e veramente quello che tutti quanti stiamo aspettando è che arrivi finalmente questa data, questa deadline del 2021 per ridare la parola ai romani e cercare veramente di cominciare una risalita difficile ma necessaria. Tu insomma hai fatto già la tua scesa in campo, ovviamente con la lista civica con Giorgia. È stata una scelta che oggi puoi dire, no, avevo ragione a scommettere forse su questo partito, che probabilmente è l'unico che in questo momento sta continuando un'ascesa, non so se mi sbaglio, poi i sondaggi, però sta continuando un'ascesa importante. Perché all'epoca hai fatto questa allora, scelta? Chiaramente il mio cuore è stato sempre a destra, in una destra però moderata, e la mia casa ideale non poteva essere che quella di Fratelli d'Italia. Ho iniziato l'esperienza
mettendoci la faccia, però appunto in una lista civica, e ne sono stata veramente molto contenta, perché io ho sempre lavorato nell'ambito politico, ma sempre da dietro le quinte, quindi mi faceva piacere iniziare questa esperienza, ma iniziarla con il civismo, quindi con i cittadini, e quindi abbiamo coinvolto dal basso, come diciamo si dice, dal no? basso, coinvolgendo un po' veramente tutte le professioni e tutte le persone che davvero con grande senso civico, con grande passione si sono avvicinati a Giorgia Meloni, quindi più che al partito proprio a Giorgia Meloni. Questa è la lista civica, la scommessa che ha voluto fare la Meloni nel 2016, quando affiancò alla lista di Fratelli d'Italia la lista civica che portava il suo nome con Giorgia, e un'esperienza che ha portato circa 5.000 voti, e da questa esperienza bellissima io sono stata eletta. Con il gruppo di persone iniziali abbiamo continuato una collaborazione attiva, Proficua, e tra insomma. l'altro questo gruppo si sta continuando ad allargare, e questo sicuramente vuol dire che noi stiamo andando nella direzione giusta, e in generale la crescita del partito, perché appunto Fratelli d'Italia rispetto a tutti gli altri partiti è l'unico Sì, che perché ha poi il leader è continuato lei, ad a avere prescindere. una crescita costante, grazie alla nostra coerenza in prima persona di Giorgia Meloni naturalmente, ma poi di tutti i membri e di tutte le diciamo sfaccettature del partito, avere la coerenza di mantenere la parola data e di mantenere le posizioni, quindi rinunciando a poltrone per mantenere quella che è la propria identità. Mentre invece per esempio su Roma il fallimento del Movimento 5 Stelle è stato proprio questo: loro hanno cominciato per scalzare via le persone dalle poltrone, e poi loro sono i primi che anche a livello nazionale ci si sono proprio aggrappati proprio con la colla alle poltrone, e non si vogliono, come si dice a Roma, schiodare da queste poltrone. Non Non schiodano assolutamente. Quindi il suo contributo, il tuo contributo, impegno politico a medio-lungo termine è sempre lì al tuo posto, nella tua posizione, quella che hai preso. Allora, io naturalmente poi sono entrata comunque in Fratelli certo. d'Italia, e l'esperienza civica noi la portiamo avanti, però chiaramente Sei anche un psicologo, domani. giusto? Io sono sociologa. Sono sociologa. E l'esperienza civica la portiamo avanti, però naturalmente nelle prossime elezioni mi candiderò all'interno della lista di Fratelli d'Italia, perché Dopo voglio tutta continuare a essere al fianco dei cittadini, a battermi per Roma, cercare, e lo faccio veramente con grande abnegazione e passione, perché ci credo. Siamo in un posto storico, dicevamo prima, e io ci tenevo a farle questa domanda perché ho conosciuto suo padre, Romano, un musicista apprezzatissimo, e devo dire a Roma il jazz è stato lui per tantissimi anni. Ma non solo a Roma. Beh sì, però diciamo da romani Certo. si apprezzava insomma in tantissimi concerti, esibizioni, veramente era un grande artista. Che cosa le ha lasciato? Che aneddoto ricorda, che ci vuole regalare? Ma mio padre, diciamo che era un aneddoto vivente, nel senso che, allora, innanzitutto mio padre è stato, credo, l'unico dei figli di Mussolini che veramente poi è diventato un personaggio, è diventato famoso a prescindere dalla, e potremmo certo. anche dire in certi anni molto complicati, nonostante il cognome, perché io ricordo sempre che mio padre, quando iniziò a suonare negli anni 70, che erano anni insomma complicati, suonava sotto pseudonimo, perché naturalmente insomma esibirsi con il nome Romano Mussolini era abbastanza pesante. Poi è stato convinto dai suoi musicisti invece a comunque certo. invece esibirsi per chi fosse realmente, e da lì diciamo che è iniziato veramente un cammino che lo ha portato a parte in giro per l'Italia, ma in giro per il mondo, perché mio padre nelle sue tournée è stato dappertutto, è stato in Russia, è stato in Cina, è stato in America, apprezzatissimo in Russia, applauditissimo, la stessa cosa in America, veramente ha conosciuto i più grandi del jazz, quindi diciamo e poi era veramente un signore. E poi come papà
posso solo dire che io ai tempi delle medie con mio padre marinavo la scuola, quindi diciamo che più di questo, perché quando mia madre ci scoprì, insomma, passammo l'intera giornata fuori casa, ritornammo con la coda tra le gambe la sera. Che le raccontava di suo nonno e che rapporto ha con Alessandra, insomma? No, allora, che mi raccontava? Ah sì, di mio nonno che era suo padre. Ma ogni tanto gli do del tu e del lei, Allora, cambio, decidiamo il tuo sì, e no, basta. decidiamo il tuo, assolutamente. No, allora mio padre quando parlava di suo papà me ne parlava soprattutto in toni chiaramente da figlio, quindi perché per quanto riguarda poi il personaggio è chiaro che poi mio padre mi ha sempre fornito delle diverse indicazioni rispetto magari a quello che io potevo trovare scritto nei libri di storia, perché io poi chiaramente certo. Insomma magari tornavo a casa un po' dispiaciuta, contrariata, e lui mi dava una versione, potrei dire io, più oggettiva, anche se io poi ho sempre cercato di dosare, appunto. E di farti forse una tua idea, no? Sì, perché, e devo dire che mio padre e la mia famiglia mi hanno sempre lasciato anche proprio davvero il libero arbitrio, non mi hanno mai condizionato. Mio padre era una persona molto aperta, molto libera, era un musicista, un artista, quindi io davvero sono cresciuta, mia madre era un'attrice di teatro che poi smise di lavorare tutte e due nello spettacolo, per starmi accanto, perché giustamente già c'era mio padre che girava l'Italia e non solo, quindi chiaramente mia madre poi quando morì mia nonna materna, che non si poteva quindi più prendere cura di me quando mia madre era anche lei magari fuori in tournée, certo. Ha fatto la scelta di rinunciare lei, perché giustamente se no avrei avuto due genitori sempre in giro, quindi poi mia mamma mi è stata accanto e io però quindi pure sani principi che oggi è difficile insomma parlare di questo, sì, quello sì, e devo dire che ho avuto una famiglia molto unita, ho avuto la fortuna di stare con mio padre per 30 anni della mia vita finché è mancato, e mio padre per me è veramente tutto. Un paio di giorni fa, cioè la scorsa settimana ricorreva l'anniversario della sua morte, perché è morto il 3 febbraio del 2006, quindi già sono trascorsi 14 anni, ma per me davvero è come se fosse trascorso un giorno. Grazie. Sì, è davvero, cioè io sento tantissimo la sua mancanza, ognuno di noi quando perde un caro, un genitore, però poi mio padre veramente era una persona particolare ed era una persona di una simpatia, di una cultura, di una bontà e di una generosità uniche. Che dire? Alessandra, che rapporto? Noi abbiamo avuto sempre rapporti discontinui, quindi questo posso dire, insomma. Poi c'è anche Elisabetta, perché certo. Mio padre ha avuto 2 figlie appunto dalla prima moglie e loro sono più grandi di me, e abbiamo avuto sempre dei rapporti un po' discontinui negli anni, però insomma chiaramente sono sangue del mio sangue, quindi legami di sangue. Assolutamente. Tu porti un cognome importante che comunque volente o nolente ha fatto la storia d'Italia. Esatto. E come affronti questo con questo clima di oggi, con questo clima dove l'antifascismo è diventato comunque le sardine? Guarda, io ti dico la verità, Chiara, abbiamo deciso di darci del tu. Certo, prego. Sì. Io spesso mi chiedo se non esistesse, se non fosse esistito il fascismo, di che cosa avrebbe parlato la sinistra? Mi chiedo questo, perché obiettivamente, al di là di quello che è stato, di quelli che sono stati i 20 anni di fascismo, di tutto il buono che c'è stato e di quello che invece va sicuramente criticato, voglio dire, non ritengo che ci sia e ci sia mai stato un pericolo fascista, perché, ripeto, il fascismo è un fenomeno che ha un inizio e una fine, quindi è una semplice strumentalizzazione
Per quanto riguarda poi questi movimenti, che oggi insomma si io grida, però no? Obiettivamente veramente ho fatto un paio di giorni fa un post scherzoso nel mio profilo personale, ho detto non ti hanno bannata? No, non mi hanno bannato, no, ma era una cosa, diciamo, perché si parlava, perché ho saputo giustamente- che ti hanno Vabbè, bannata. quello ormai ogni tanto mi bannano e poi riemergo e tentano di mettermi il bavaglio ma non ci riescono. No, io ci sei dico riuscita a che fare il allora- secondo profilo? Sì. non ci sono ancora riuscita. Non ci sono ancora riuscita. No, io dico allora che il Movimento 5 Stelle, per esempio, voleva entrare in Parlamento e ha detto che avrebbe aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno, di tonno. e poi, come ha detto Giorgia Meloni, sono diventate loro il tonno. Poi abbiamo le sardine. A questo punto veramente io penso che il prossimo, diciamo, il Parlamento lo vedo più come un acquario, perché Attenti tra che siete i sardine, prossimi, perché tonni- adesso le sardine si sono concentrate Hanno sulla detto- Lega. No, ma perché poi le sardine hanno detto appunto che loro adesso vogliono avere ruoli elettivi, quindi ho detto qua, tra tonni eccoci. e sardine, ecco qua che diventa un grande acquario il Parlamento. Mamma mia, come siamo caduti in basso, lasciamelo dire, veramente, guarda, siamo caduti proprio in basso. È veramente un periodo particolare. Esatto. La domanda che faccio sempre, e non me ne volere, è: tutti abbiamo un sogno nel cassetto, quindi sono sicura che l'avrai anche tu. Allora, innanzitutto il mio sogno nel cassetto più importante l'ho realizzato, perché ho 2 bambine meravigliose, sono mamma e avere dei figli credo che sia il più grande dono che il cielo ci possa dare, quindi sicuramente credo di essermi già realizzata in questo. Il mio sogno nel cassetto è di continuare a crescere all'interno del mio partito, per poter dare il mio contributo, per fare qualcosa davvero per la prossimità, perché io mi voglio mettere, e cerco di farlo, mi metto al servizio dei cittadini, e infatti molti mi dicono: ma tu sei diversa perché tu ci rispondi, ma ho detto: ma veramente dovrebbe essere... Certo. Cioè non ritengo di fare nulla di particolare, ritengo di fare il mio dovere, e quindi il mio sogno nel cassetto è continuare e cercare di trovare la giusta misura per essere una mamma, ma assolutamente portare avanti anche i miei ideali e il mio credo politico. Grazie Rachele. Grazie. It's the return of the space cowboy into planetary goodbye song. Say you're the space of Chiba, oh you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by.